È stata una sconfitta abbastanza meritata perché non abbiamo messo quello che abbiamo messo nelle ultime partite, cioè grinta, carattere e voglia di portare a casa il risultato alla fine, perché con questo magari potevamo fare sicuramente meglio. La sorpresa di inizio anno arriva da Como, dove le Lariane battono 2-1 il Tavagnacco, un risultato che premia le padrone di casa che già al quinto sfiorano il vantaggio con Gritti, sul cui tiro si oppone Ferroli. Il vantaggio comasco un minuto più tardi grazie ad un autogol di Pochero. Il Tavagnacco si scuote e dalle 12° perviene al pareggio con Frizza che al volo finalizza il perfetto cross di Sardu. Al 18° brividi per il Como quando il colpo di testa all'indietro di Fusetti si stampa sul palo. Al 28° occasione per le locali con Brambilla che a tu per tu con il portiere non trova il corridoio vincente. Si passa al secondo tempo e dal 18° Ferrario, dimenticata dalla difesa friulana, segna comodamente di testa il gol vittoria. Il Tavagnacco reagisce ma non incide, all'84° tiro da fuori di Tuttino che lambisce l'incorso dei pali, al 92° Zuliani di testa da ottima posizione fallisce il gol del 2-2. Sì, sono soddisfatto della prestazione delle mie ragazze, sapevamo che arrivavamo da un momento non tanto felice dei risultati, però oggi le ragazze hanno giocato il tutto per tutto con una compagine sicuramente che ha fatto bene, che è attrezzata per i vertici della classifica, anzi a tal proposito faccio i complimenti a questa squadra come ha messo in campo, come gioco espresso in campo, però diciamo oggi un po' la fortuna, un qualcosina forse in più noi abbiamo portato a casa questi 3 punti che per noi sono fondamentali. Diciamo che oggi, me compreso, probabilmente abbiamo sottovalutato, non dico sottovalutato, però non abbiamo dato quel qualcosina in più che ci avesse permesso di ribaltare questa partita che era iniziata male con un autogol e poi finita peggio, e nonostante noi avessimo avuto magari negli ultimi 2 minuti quell'occasione con la Zuliani, però obiettivamente il Como ha meritato di vincere questa partita. Per il Tavagnacco un KO inaspettato prima del recupero contro la capolista fiorentina. Sarà più facile nel senso che sono prime e quindi qua magari arrivavi un po' sto tono perché pensavi le ultime, però è andata così e adesso pensiamo alla Fiorentina e vediamo come andrà.